Il monumento che andremo a visitare quest'oggi è la tomba dei giganti di Senetomes ad Orgali. La sepoltura, in prossimità del nuraghe Orrule, venne fatta oggetto di scavo ed indagine solo nel 1977, nonostante si conoscesse già dagli inizi del secolo. Ha un'origine antichissima, ben più alta rispetto all'inquadramento della sepoltura che ora osserviamo. Quello che vediamo attualmente è infatti il risultato finale, riconducibile al Bronzo Medio, periodo che va dal 1600 al 1330 a.C., dell'evoluzione e dell'ampliamento di una sepoltura del Neolitico recente, che va dal 3004 al 3200 a.C. Osservando la planimetria e la composizione della tomba, vediamo che la parte postica presenta una forma rettangolare e ben delineata. Si tratta infatti della cista litica originaria. Solo in seguito venne aggiunto il corridoio tombale, la Le Couvert, di cui possiamo osservare frontalmente, penetrando dall'alto della camera, la forma trilitica oppure dolmenica, ovvero con due stipiti ortostatici coperti da un architrave perpendicolare. L'ultima fase edilizia vede lo sviluppo dell'esedra attraverso il posizionamento di lastre sempre più piccole verso l'esterno e della stelecentina, ovvero la grande lastra frontale del peso di circa 7 tonnellate posta a chiusura del corridoio. I reperti rinvenuti ci mostrano un ampio excursus di utilizzo che va dal bronzo antico, circa 2000 a.C., fino all'epoca medievale, e ci danno prova di un continuum culturale di quasi 3000 anni. La tomba dei giganti rappresenta la sepoltura della classe aristocratica della civiltà sciardana e normalmente è accompagnata dalle sepolture per le classi meno abbienti, le Domus Deianas. Ma la conformazione litica della zona, dove le rocce granitiche predominano, ci mostra l'impossibilità di aprire grotticelle nella dura roccia. Così le popolazioni preistoriche, al fine di sopperire a questo inconveniente, scavarono attorno alla sepoltura principale tantissime altre tombe terragne, creando così una necropoli estesissima. Da segnalare all'interno della necropoli la presenza di numerosissime losas, da losa a pietra tombale, alcune di dimensioni davvero eccezionali, mentre altre ancora con segni grafici e di scrittura, oltre naturalmente agli abbondanti frammenti di ceramica di svariate epoche.